Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di rivalutazione di beni aziendali. Il decreto agosto ha riaperto questa possibilità concessa da precedenti leggi di rivalutazione che consente alle società di usufruire della rivalutazione dei propri beni iscritti a bilancio pagando un'imposta sostitutiva che consente quindi un successivo risparmio fiscale. Come opera la rivalutazione? Allora, la norma sostanzialmente ricalca quello che sono stati i precedenti dettati normativi e conseguentemente oggi abbiamo la possibilità di rivalutare i beni d'impresa applicando sul maggior valore un'imposta sostitutiva del 3% che consente successivamente di recuperare quindi un maggior valore a livello di ammortamenti in bilancio. Come deve essere effettuata questa rivalutazione? Beh, la rivalutazione è una rivalutazione facoltativa. La legge consente di rivalutare anche solo ai fini civilistici il maggior valore desumibile dai valori di mercato e vi è una importantissima differenza rispetto alle precedenti leggi che consiste nella possibilità di rivalutare i singoli beni aziendali, quindi non più la categoria intera, ma semplicemente il singolo bene. Questo quindi consente all'interno della singola categoria, ipotesi dei fabbricati, di rivalutare il singolo fabbricato, non invece l'intera categoria dei fabbricati iscritti a bilancio. Allo stesso modo possiamo rivalutare gli altri beni aziendali, ovviamente iscritti nei precedenti periodi di imposta. L'imposta sostitutiva del 3% viene quindi pagata sul maggior valore da affrancare ed è da versare alla scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi. Quindi questo equivale a dire che dovremo versarla nel giugno del 2021, 2022 e 2023, in quanto la norma consente di versare in 3 differenti rate. Quindi rateizziamo sostanzialmente l'imposta. Le metodologie di rivalutazione possono essere diverse. Noi abbiamo la possibilità di rivalutare il solo costo storico, di rivalutare il costo storico e il fondo ammortamento, oppure alternativamente di ridurre il fondo ammortamento. Ora è comprensibile che il risultato finale delle 3 metodologie di rivalutazione è il medesimo, ma diciamo che l'opportunità di sceglierne una rispetto all'altra ci dà la possibilità di ammortizzare il bene in un periodo, in una durata inferiore. Quindi parliamo per esempio della rivalutazione del costo storico del fondo ammortamento che ci dà la possibilità di accelerare il periodo di ammortamento, a differenza invece della riduzione del solo fondo ammortamento che nella maggior parte dei casi ci consente di allungare il periodo di ammortamento. È evidente che questa tipologia di scelta deve essere fatta tenuto conto anche delle specifiche necessità aziendali, perché voi potete ben comprendere che un'azienda che ha iscritti a bilancio dei beni che generano maggiori ammortamenti potrebbe poi successivamente avere problemi in termini di maggiori voci di costo stanziate a bilancio e conseguentemente sul risultato di esercizio. Una particolarità che riguarda la rivalutazione è che è necessario sempre porre attenzione su quello che potrebbe generare una rivalutazione dei beni di impresa in capo alla normativa sulla società di comodo, tenuto conto che eventuali valori rivalutati comportano poi necessariamente anche l'utilizzo dei medesimi in sede di calcolo della normativa anti-abuso. E questa sicuramente è una delle cose più particolari e più diciamo, difficili da valutare in una sede di stima degli eventuali benefici futuri che ci può apportare la norma, tenuto conto che effettivamente potremmo avere delle problematiche, specialmente in campo immobiliare, mi riferisco alla società di gestione immobiliare, che hanno spesso problemi legati al rendimento dei beni. Il beneficio fiscale che si può realizzare consente quindi di ammortizzare il maggior valore del bene iscritto
a fronte del pagamento di un'imposta istitutiva del 3% e conseguentemente di risparmiare successivamente il 27,9% di IRES ed IRA. Da quando decorre la norma è applicabile sui bilanci chiusi al 31/12/2020, ma dal punto di vista fiscale il maggior valore di rivalutazione viene riconosciuto a partire dall'1/1/2021, quindi i maggiori ammortamenti riconoscibili fiscalmente decorrono dall'1/1/2021. Un'altra particolarità della norma riguarda la possibilità di cedere il bene rivalutato, che nel caso specifico non può essere venduto in data anteriore all'inizio del quarto esercizio successivo, ovvero il 2024. E questo chiaramente consente di usufruire dell'importo rivalutato. Diversamente, se lo cedessimo prima, ci troveremmo a dover utilizzare i precedenti valori di costo iscritti a bilancio.